e bentrovati al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. A Messina si scava senza sosta alla ricerca degli ultimi 3 dispersi del crollo della palazzina nel rione Pistunina. Da stamattina gli interrogatori dei 3 indagati, omicidio e disastro colposi, le accuse. Spettatori del Cinema King di Palermo si sentono male durante la proiezione di Spider-Man, evacuata la sala. A creare il caos forse uno spray urticante spruzzato per scherzo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e i sanitari del 118. Catania evade dai domiciliari ma viene beccato. A casa droga e mini cellulari. Secondo gli investigatori il materiale sequestrato era destinato a soggetti detenuti. Il giovane pusher arrestato per spaccio ed evasione. Catania, madre e figlia in ospedale dopo una furibonda lite con l'ex della ragazza che evade per andarla a trovare in ospedale, ma era ai domiciliari proprio perché aveva picchiato la giovane. Notti tropicali e caldo africano non mollano la presa sulla Sicilia. Catania e Palermo sotto il bollino rosso con temperature percepite fino a 38 gradi. L'AFA accompagnerà l'isola ancora fino a Ferragosto dopo una possibile svolta. Dalla sua casa di Scicli fino alla cattedrale di Santiago, 138 giorni e 3.824 chilometri percorsi. Vi raccontiamo il cammino di Antonio, incontri, fatica, coraggio e una comunità enorme che lo ha seguito passo dopo passo sui social. E poi il calcio, anche quest'anno il Catania è in chiaro su Telecolor, saranno 9 le gare dei rossazzurri trasmesse in diretta. A Norcia intanto il gruppo di Longo prepara l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Vicenza, in programma per sabato. E poi la Serie B, il Palermo in volo verso l'Australia per la tournée di agosto. Nella terra dei canguri, in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus. Sul mercato pressing per Di Nardo del Pescara. E con il passare delle ore diminuiscono le speranze di trovare ancora in vita gli ultimi 3 dispersi. I vigili del fuoco continuano a scavare senza sosta tra le macerie della palazzina crollata giovedì scorso a Messina. Sul fronte giudiziario sono in corso gli interrogatori dei 3 indagati. Sono 3 i capi di imputazione. Sul posto per noi e per tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti c'è Adelaide Barbagallo. Adelaide. Sì, qui in caserma, la caserma dei Carabinieri, sono in corso gli interrogatori dei 3 indagati per il disastro, per il crollo della palazzina a Messina nel rione Pistunina. Il primo ad essere stato ascoltato dalle sostitute procuratrici Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone è stato l'ingegnere Pietro Leone di 72 anni, l'uomo che ha costruito, che ha progettato la palazzina che poi è crollata. Sappiamo che nei giorni scorsi, parlando con la stampa, l'ingegnere ha dichiarato che non ha seguito i lavori di ristrutturazione che sappiamo c'erano al primo piano della palazzina crollata. Assieme a lui indagato c'è anche il 58enne Pasquale Dalì, che è l'incaricato dei lavori di ristrutturazione, e poi ancora l'amministratore della società Sa Supermercati, che aveva preso in affitto il piano terra della palazzina per realizzare un market, che aveva deciso di effettuare dei lavori. Il primo ad essere stato interrogato è Pietro, l'ingegnere. Leone, che è già uscito dalla caserma, più in là cercheremo di capire cosa ha dichiarato ai magistrati. Intanto sul fronte delle ricerche continuano incessanti quelle dei dispersi, sono tuttora 3 i dispersi. Ieri il comandante Vigili del Fuoco era più come dire, propositivo, si pensava si fosse vicinissimi al recupero dei 3 corpi dei dispersi, ma oggi ci ha detto che purtroppo le loro più rosee aspettative sono state deluse dai fatti. Sotto le macerie continuano ad esserci Sara Leone, il cognato Santino Magazzù e poi il loro collaboratore cingalese Lariu. Ma sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco.
Non abbiamo nuove rispetto alla ricerca dei dispersi, ma abbiamo una progressione delle operazioni che hanno consentito intanto di recuperare le 3 autovetture e di verificare che all'interno non ci fossero dispersi questa notte. Stiamo proseguendo con le operazioni che non sono, come avete compreso, facili. Anche le nostre previsioni certe volte e le aspettative che si basano su una probabilità di ritrovamento vengono deluse. Noi ieri avevamo forti aspettative, purtroppo non sono andate a buon fine, sono state deluse. Evidentemente rispetto alla probabilità di posizionamento che abbiamo ricostruito c'è una differenza che comporta ovviamente la continuazione delle operazioni di scavo sempre in quell'area che stiamo via via, il cui fronte sta avanzando. E a far sentire la sua vicinanza ai Vigili del Fuoco, ma anche ai parenti delle vittime e dei dispersi, questa mattina è arrivato anche l'arcivescovo di Messina Giovanni Accolla, che è anche un esperto per quanto riguarda l'edilizia del culto, quindi ha uno sguardo diverso anche sui lavori che si stavano effettuando, ma soprattutto sulla stabilità dell'edificio. Ha fatto un sopralluogo, ma soprattutto chiaramente la sua presenza all'interno del posto dove si sta scavando, chiaramente la sua presenza è soprattutto di vicinanza. Ma sentiamo l'arcivescovo Giovanni Accolla. Le famiglie delle vittime e dei dispersi, ma lì c'è il dolore, loro sono destinatari dell'attenzione che ognuno di noi può mostrare o manifestare, e non sappiamo neanche, perché le famiglie dei dispersi sì, ma le vittime sono delle persone, lì veramente diventa inconcepibile come poter esprimere il massimo della carità e della fraternità nei confronti di queste persone. Io penso che tutta la comunità civile, anche la famiglia ecclesiale, non può distrarsi, ma dobbiamo essere particolarmente attenti. E domani sera, per vicinanza alle vittime ormai accertate, le ricordiamo, Rosa Leone, Carmelo Leone e Alessandra Frazzitta, ci sarà una veglia di preghiera per loro, ma anche per i dispersi e per i familiari delle persone che ancora si trovano sotto le macerie. Alle 21:30 nella parrocchia vicino al luogo del disastro. A voi la linea. Grazie Adelaide, cambiamo argomento. Notte di paura al King di Palermo. Qualcuno, forse per scherzo, ha spruzzato spray urticante durante la proiezione di un film, evacuato il cinema. Marco Gullà. A quanto pare in una delle aree del cinema, in una sala, è stata gettata una sostanza tossica e ci hanno fatto evacuare a tutti. Forse uno spray urticante al peperoncino spruzzato per gioco, che però si è immediatamente diffuso nella sala dove era in corso la proiezione del film Spider-Man. Momenti di panico ieri sera al Cinema King in via Ausoni a Palermo, dove alcuni spettatori hanno iniziato a tossire e a sentire l'aria irrespirabile, facendo scattare l'allarme. A quel punto i gestori hanno attivato il piano di evacuazione, facendo uscire il pubblico dal cinema e chiamando i soccorsi. C'è un ragazzo qui che si sente male. Cioè ragazzi, allucinante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per tutta la notte sono andati avanti gli accertamenti dei vigili del fuoco insieme ai tecnici del nucleo NBCR per ricostruire quanto accaduto e accertare la natura della sostanza che ha invaso la sala, rendendo l'aria irrespirabile. Si presuppone che c'era nell'aria una cosa tossica. E una ragazza di 16 anni è morta ieri sera a Messina cadendo da un balcone di un edificio nel rione provinciale. Le condizioni della giovane di origine straniera sono apparse sin dai primi istanti di estrema gravità, avendo riportato vari traumi e diverse lesioni interne ed esterne causate appunto dalla caduta. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto, nessuna ipotesi viene esclusa.
Catania, droga dello stupro e mini smartphone forse destinati a detenuti in casa. Giovane pusher arrestato per spaccio ed evasione dai domiciliari, sequestrato un ingente quantitativo di pericolosi stupefacenti. Tonino De Mana. Doveva essere ristretto ai domiciliari ed invece era in giro insieme ad un amico mentre percorreva in scooter la via Balatelle. Un 21enne catanese noto alle forze dell'ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di marijuana, hashish e droghe sintetiche. Il giovane ha subito ammesso di essere evaso dai domiciliari, ma il successivo controllo nell'abitazione di via Orsa Minore ha aggravato la sua posizione. In una cassettiera, personale del commissariato di Nesima e della squadra cinofili ha trovato 160 grammi di marijuana e 7 mini smartphone avvolti in una pellicola trasparente unitamente ad un panetto di hashish. Secondo gli investigatori il materiale sequestrato era probabilmente destinato a soggetti detenuti e il fiuto del cane antidroga Rex ha permesso di trovare in un sottoscala uno zaino strapieno di stupefacenti e droghe sintetiche, tra cui chetamina e pillole della temuta droga dello stupro, che può causare stati allucinogeni, effetti dissociativi, alterazioni della percezione e persino stati di sedazione. Il giovane, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Madre e figlia in ospedale dopo una furibonda lite con l'ex della ragazza che evade per andarla a trovare in ospedale, ma era ai domiciliari proprio perché quella ragazza l'aveva picchiata la sera prima. Il servizio di Orazio Longo. Il contesto è quello di una furibonda lite in famiglia per futili motivi, con una figlia ventenne che aggredisce la mamma 54enne, provocandole diverse ferite guaribili in 20 giorni. Lesioni anche per la figlia. Il fatto succede a San Giovanni La Punta nel Catanese. Devono intervenire i carabinieri, allertati da una richiesta di intervento per riportare la calma. Giunti sul posto hanno infatti messo in sicurezza la situazione richiedendo l'intervento del personale sanitario del 118. Personale che ha trasportato le due donne in due diversi ospedali del capoluogo etneo. Ma è al pronto soccorso dell'ospedale San Marco che questa vicenda assume tratti singolari. Nel nosocomio infatti viene trasportata la ventenne e lì, poco dopo, si presenta il suo ex fidanzato per avere sue notizie. Nonostante il giovane avesse fornito false generalità per cercare di eludere i controlli, viene ugualmente riconosciuto dai militari del nucleo radiomobile di Catania che lo arrestano per evasione. Evasione perché dalla sera precedente l'uomo era stato posto ai domiciliari perché ritenuto responsabile di gravi lesioni per avere picchiato proprio la sua ex ragazza. Non un'altra, ma quella stessa che era andato a trovare in ospedale e che era stata la protagonista della lite in famiglia a San Giovanni La Punta. Dopo gli accertamenti, la ventenne è stata denunciata per avere picchiato la madre, mentre per l'ex fidanzato è stato disposto l'accompagnamento in carcere. Beni per circa 300.000 euro sono stati sequestrati dalla DIA a Giuseppe Costa, ritenuto elemento di spicco dell'organizzazione mafiosa di Custonaci nel Trapanese. È stato anche condannato per essere stato uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo. Avrebbe fornito l'immobile utilizzato per la prigionia del bambino. Un sit-in in piazza Politeama nel centro di Palermo a 19 anni dalla scomparsa degli imprenditori Majorana per chiedere verità e giustizia per una vicenda ancora senza spiegazioni. Maglio Viola. Il 3 agosto del 2007 l'imprenditore Antonio Majorana spariva nel nulla a Palermo insieme al figlio Stefano di appena 22 anni. La mattina di quel giorno i due si allontanarono da un cantiere di Isola delle Femmine lasciando detto che sarebbero tornati dopo mezz'ora, ma di loro non si sarebbero trovate più tracce, ad eccezione dell'auto chiusa in ordine parcheggiata a bordo strada. A 19 anni esatti dalla scomparsa la fondazione intestata ai due ha inscenato un sit-in in piazza Politeama a Palermo per chiedere verità e giustizia sull'accaduto. Rossella Accardo è l'ex moglie dell'imprenditore e madre di Stefano, che negli anni ha dovuto affrontare anche il suicidio dell'altro figlio, Marco. Io ogni giorno cammino sui carboni accesi, una graticola costantemente che lambisce ancora prima che il mio corpo la mia anima. E qui parliamo davvero di una violenza che viene reiterata nei miei confronti.
Intorno alla scomparsa si annida un vero e proprio giallo. Le indagini si sono concentrate sulla pista di un ricatto sessuale posto in essere da Majorana, che avrebbe usato un video compromettente per ottenere da un altro imprenditore la cessione delle quote di una società. In base a queste ipotesi gli investigatori indagarono per un presunto duplice omicidio attraverso Lupara Bianca, ma nessuna prova dirimente è mai stata trovata. Sullo sfondo storie di borghesia paramafiosa che sfiorano i vertici del potere politico di quei tempi, incrociando anche la latitanza di Matteo Messina Denaro. Dietro questa sparizione c'è la volontà di qualcuno, questo qualcuno ha curato la regia, chi blocca tutta la verità altro non è che coloro che sono stati oggetto di ricatto. E chi sono? Sicuramente figure altisonanti, sicuramente figure legate all'ambito imprenditoriale in senso lato. Per anni le indagini sarebbero state depistate attraverso falsi avvistamenti in Spagna, ma oggi vige la convinzione del duplice omicidio. Per questo la famiglia e la fondazione tornano a chiedere la riapertura delle indagini. Notti tropicali e caldo africano non mollano la presa sulla Sicilia, Catania e Palermo sotto il bollino rosso con temperature percepite fino a 38 gradi. L'AFA accompagnerà l'isola anche fino a Ferragosto dopo una possibile svolta. Roberta Lunghi. È Catania la città record per le notti tropicali, un fenomeno che sta cambiando il volto del clima nell'area etnea, un tempo caratterizzato da una forte escursione termica tra il giorno e la notte, mentre oggi, anche nelle ore serali, l'AFA fatica a lasciare spazio al fresco. A pesare soprattutto il mare, con temperature superficiali molto elevate che continuano a rilasciare calore e umidità, rendendo difficile il raffrescamento notturno. Il tutto mentre la Sicilia è alle prese con l'ennesima forte ondata di calore. La Protezione Civile regionale ha diramato il bollino rosso per Catania e Palermo, il livello massimo di allerta per le ondate di calore con temperature percepite elevate e condizioni di disagio per l'intera popolazione. Ma quanto durerà? I modelli matematici proiettano questa ondata di calore fino alla settimana di Ferragosto, quindi questo caldo durerà ancora fino al periodo di Ferragosto, anche se sarà intervallato da qualche isolato sporadico temporale di calore che interesserà le aree interne montuose dell'isola durante le ore centrali del giorno. Per un vero cambiamento probabilmente dovremmo attendere fino a dopo Ferragosto, ma ovviamente si tratta solo di una linea di tendenza, ma probabilmente non prima di Ferragosto avremo un vero e proprio ricambio di masse d'aria. Per Palermo e Catania la temperatura percepita potrà arrivare a 38 gradi, meno caldo a Messina dove è previsto bollino giallo. Alta infine l'attenzione sul fronte incendi. Per tutta l'isola è stata diramata la preallerta arancione. Ha lasciato la Sicilia con uno zaino sulle spalle per raggiungere Santiago de Compostela a piedi. Dopo 138 giorni Antonio Giannone ha completato il suo cammino raccontando ogni passo sui social e portando migliaia di persone dentro il suo viaggio. Veronica Barbarino. Mollo tutto, prendo lo zaino e inizio a camminare. Sogno questo momento da anni, sono mesi che mi alleno e adesso sta per diventare tutto vero. E così è stato. 138 giorni, 3.824 chilometri a piedi, migliaia di incontri. Partito il 16 marzo da Scicli, Antonio Giannone ha raggiunto Santiago de Compostela. Notti in tenda, fatica, paesaggi attraversati, incontri ed emozioni. Tutto raccontato sui social come un video diario quotidiano, dove una comunità enorme di persone, grazie alle sue immagini, ha potuto sentirsi parte di quella strada. E per ogni giorno anonimo ce n'è un altro come questo, ad esempio, in cui sono ospitato da una signora dolcissima che mi accoglie in casa sua come mi conoscesse da sempre. Poi l'arrivo davanti alla cattedrale di Santiago e il tocco della conchiglia posta nella piazza, emblema dei pellegrini diretti alla tomba dell'apostolo Giacomo. Arrivare a Santiago è stata un'emozione straordinaria, soprattutto perché quando sono partito non avevo nessuna certezza che sarei riuscito in questa impresa, che sarei riuscito ad arrivare alla fine. Quindi quando sono entrato in quella piazza ho visto di nuovo passare davanti ai miei occhi tutto quello che è successo in questi mesi. Ma prima di ritornare a casa, un'ultima tappa lo attende. Adesso, come si può notare, sono ancora in cammino nei boschi della Galizia perché il viaggio non è finito, ma sono diretto a Finisterre per concludere in bellezza questo viaggio con l'ultimo tramonto sull'oceano
alla fine della terra. Il viaggio di Antonio è giunto quindi al termine, ma quello che ha raccontato resterà negli occhi di chi, anche da lontano, ha camminato con lui. E adesso la musica. Fred De Palma fa ballare Solarino. Ieri una serata di divertimento per il concerto nel piccolo centro del Siracusano. Francesca Loi. Le mani al cielo mentre si balla una delle hit di questa estate. Fred De Palma in concerto a Solarino nel Siracusano con la sua musica riesce a fare dimenticare il caldo. Un'ora di canzoni tra reggaeton e rap che fanno impazzire soprattutto la generazione Z, anche se tra il pubblico non ci sono soltanto giovani. Non c'è estate senza un suo tormentone. Una volta uscito il brano, diventa subito popolare. Ai concerti, qualsiasi sia la piazza, da nord a sud, il divertimento è sempre assicurato. Dopo le piazze dell'estate, a ottobre sarà il Fabric di Milano. Una data che i suoi fan hanno già segnato sul calendario. E poi c'è da aspettarsi tanta nuova musica e chissà, forse anche un ritorno a Sanremo. È andata in scena ad Agrigento la 21ª edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro, un evento voluto dal patron Lelio Castaldo che celebra le eccellenze siciliane premiando personalità che con la propria professione e il rigore morale danno un contributo formalmente al progresso della società. Tra i premiati di quest'anno c'è anche la nostra Lorena Dolci, giornalista di Telecolor, per aver raccontato il territorio con attenzione, sensibilità e profondo senso civico. Un premio speciale, un commosso abbraccio è andato inoltre alla signora Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, il bimbo morto a Napoli dopo clamorosi errori nel trapianto del cuore. Adesso una pausa, torniamo tra pochissimo con la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. A Norcia il Catania prepara l'esordio in Coppa Italia contro il Vicenza. Le emozioni rossazzurre anche quest'anno su Telecolor, che si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto dirette sul digitale terrestre della squadra di Pelligra. 9 le trasferte in chiaro e gratis per gli appassionati. Tonino De Mana. All'insegna del rosso-azzurro, a fianco del Catania e per il Catania. Per la terza stagione consecutiva Telecolor si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto diretta in chiaro sul digitale terrestre della squadra di Ross Pelligra. Saranno ben 9 le trasferte che i telespettatori potranno seguire gratis in chiaro sul territorio regionale. Telecolor sarà sul campo come sempre, garantendo la copertura multimediale di ogni singolo evento, ricca di contenuti esclusivi e pienamente declinata tra televisione, web e social. L'aggiudicazione dei diritti fa il paio con una ricorrenza speciale, i 40 anni di Diretta Stadio. Per onorare la 40ª stagione, alla quale verrà dedicato anche un logo speciale, sono previste una sigla rivisitata e una nuova veste grafica. Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 agosto. Confermatissime anche le altre produzioni settimanali, anteprima corner, le telecronache indifferite e preview. Intanto il Catania corre e cresce a Norcia, rinfrancato anche dal positivo test contro il Ravenna, vinto per 3-2 al termine di una gara che ha dato ottimi spunti a Mister Longo. Al di là del risultato, le vittorie fanno sempre bene. La squadra etnea sta intensificando la preparazione in vista dell'esordio ufficiale che avverrà sabato 8 agosto alle 20 contro il Vicenza per il turno preliminare di Coppa Italia. Si giocherà al Menti con la possibilità per i tifosi rossazzurri non residenti a Catania e provincia, possessori della tessera di fidelizzazione, di essere presenti sugli spalti. I tagliandi a disposizione nel settore ospiti sono 600. Il Palermo è in volo verso l'Australia per la tournée di agosto, in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus sul mercato pressing per Di Nardo del Pescara. Marco Gullà.
Check-in fatto, il Palermo in volo verso l'Australia, precisamente a Perth. L'arrivo nella capitale del Western Australia è previsto nella serata di domani. La squadra svolgerà gli allenamenti al Dorian Gardens con la prima seduta in programma nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto. A Perth i rosanero disputeranno 2 gare amichevoli. La prima è in calendario venerdì 7 agosto alle ore 19 locali, le 13 in Italia, contro il Melbourne City nella seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy. La seconda si giocherà martedì 11 agosto alle ore 18 locali, le 12 in Italia, contro la Juventus nell'ambito del prestigioso Festival Calcio Italiano. In sede di calciomercato la dirigenza è al lavoro sulle cessioni di Brunori, Blen, Diachité e Buttaro per liberare spazio ai nuovi innesti, mentre per gli acquisti si cerca con costanza l'esterno offensivo di destra. Per l'attacco un'eventuale cessione di Eledaron potrebbe aprire le porte all'ingaggio di un nuovo centravanti che potrebbe essere Antonio Di Nardo, punta classe 1998 che l'anno scorso al Pescara ha segnato 14 gol. Il club rosanero sarebbe in forte pressing. L'affare invece Camatè dell'Inter Under 23 si è complicato e sullo sfondo resta Rui Modesto, tornato all'Udinese dopo la proficua parentesi nella scorsa stagione. E per questa edizione è tutto, il TG Sicilia torna alle ore 20 con nuovi aggiornamenti. Grazie per averci seguito e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.